Un caro saluto al pubblico di Telefriuli, ben trovate e ben trovati all'appuntamento domenicale con lo sguardo dell'anima. Quello che compieremo insieme oggi è un viaggio nella bellezza, un viaggio nei luoghi e nel tempo grazie all'arte. E non solo, ancora una volta accenderemo i riflettori su una sfida vinta, su un'esperienza che traccia chiaramente una strada per valorizzare concretamente le piccole comunità di montagna. Da oltre 15 anni il nome di Legio è diventato per tutti, e non solo in Friuli, sinonimo di rinascita nel segno dell'arte e della cultura. È stata infatti da pochi giorni inaugurata la 17ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte, organizzata dal Comitato San Floriano e che porta qui in Carnia davvero migliaia di visitatori e dunque di turisti con un impatto economico e culturale davvero importante, facendo di questo paese un vero e proprio punto di riferimento per l'arte e per la cultura. E naturalmente anche qui non poteva che esserci con me Don Daniele Antonello. Don Daniele, ben trovato come ogni domenica allo sguardo dell'anima. Ti ho fregato la domanda principale, infatti, dove siamo? Ho dovuto ciao, dirlo Anna. perché il Leggio... Ciao Anna, un caro saluto ai telespettatori e alle telespettatrici di Telefriuli. Sì, mi hai fregato la domanda e adesso non so più che cosa chiedere. Però mi sono tenuta molto ristretta, quindi... Sì. Hai ampio margine di domande. Benissimo, ma no, facciamo in realtà intervenire il parroco di Tolmezzo, di Illeggio, e a dire la verità non so di quante altre parrocchie, Don Angelo Zanello. 6-7. Ecco, Sì, buona domenica a te. Grazie a te e a tutti gli spettatori, un saluto cordialissimo. Allora, a tutti. Davvero grazie per questa ospitalità. Vi ospitiamo qui ad Illeggio e siamo felicissimi che siate giunti in questo borgo di montagna davvero splendido, e oggi si capisce benissimo come questo posto sia davvero un incontro tra il cielo che bacia questa terra e questa terra che si innalza verso il cielo con i suoi monti, le sue vette, e poi questa gente così simpatica che sono i nostri illeggiani, che sono davvero una squadra, una tribù, un gruppo umano incredibile, perché sanno essere nello stesso tempo cordialissimi e anche tenaci, forti, sanno esprimere amicizia e sanno esprimere anche contrapposizione forte quando serve. E sono gente di grande fede, gente che crede, gente che ha coscienza di un proprio passato ricchissimo di fede e gente che si sta proiettando anche nel futuro, e questi eventi che ogni anno qui si susseguono stanno a dire proprio la voglia di futuro che c'è in questa comunità, il desiderio di andare avanti e di spingere lo sguardo oltre tutto quello che possiamo vedere e vivere anche in questo tempo di pandemia. Parliamo proprio di bellezza, di cultura, di fede, di spiritualità, tutto questo è Illeggio, però a questo punto, caro Don Angelo, direi che possiamo accompagnare i nostri telespettatori dentro la mostra che quest'anno è intitolata Cambiare. Sarà visitabile fino al 17 ottobre la mostra Cambiare, organizzata dal Comitato San Floriano a Illeggio, piccolo paesino della Carnia in comune di Tolmezzo. Questo borgo di circa 300 abitanti, che sorge all'ombra del monte Amariana, dal 2002 ospita ogni anno una mostra d'arte che raccoglie opere provenienti dalle principali collezioni d'Europa. Le opere ospitate negli anni, realizzate da artisti del calibro di Caravaggio, Picasso, Canova e Klimt, hanno attirato decine di migliaia di visitatori. La mostra 2021 conta 30 capolavori di illustri artisti, tra cui Tintoretto, Van Dyck, Monet e Picasso. Le opere sono divise in 4 sezioni. Alla trasformazione del mondo e alla trasformazione dell'uomo seguono 2 sezioni intitolate Le forze che ci cambiano e L'arte cambia. A proposito di cambiamenti, una mostra internazionale di questo tipo è capace di portare una fiorente economia in un piccolo borgo come Illeggio e in generale in tutta la conca tolmezzina. Non pensiamo soltanto al comparto ricettivo e a quello ristorativo, ma anche a pittori, elettricisti, falegnami, grafici e stampatori. Insomma,
Dall'arte prende avvio un autentico volano turistico ed economico. Un volano che porta con sé anche un'attenzione al Vangelo. Da sempre, infatti, la mostra di Illegio, accanto all'arte, offre una riflessione di vita e di spiritualità che trae i suoi passi proprio dalle opere esposte nella Casa delle Esposizioni. Don Daniele, siamo proprio all'interno della mostra, nella sala che illustra il tema del discernere il bene, e insieme a me c'è naturalmente Don Alessio Geretti, che è il curatore di questa meravigliosa mostra. Don Alessio, buongiorno e ben trovato allo Sguardo dell'Anima. Grazie di essere qui nella mostra di Illegio, in questa bella comunità, in questa bella avventura. Ecco, Don Alessio, la mostra 2021 è aperta da appena una settimana e resterà visitabile fino a ottobre. Cosa può trovare un visitatore che sale fino ad Illegio? Possiamo raccontarlo in diversi modi. Trova 30 capolavori di diversi paesi d'Europa che coprono 5 secoli di storia dell'arte, alcuni a firma dei più grandi astri del firmamento della storia dell'arte come Van Dyck, Tintoretto, Picasso, Monet, e altri meno conosciuti ma assolutamente meritevoli di essere scoperti. Oppure potremmo dire che uno trova qui un itinerario di bellezza e di spiritualità, perché di sala in sala non incontra soltanto delle opere incantevoli, vive una sorta di cammino interiore che fa riflettere, pone domande, aiuta a pensare cosa significa cambiare e in che modo è importante saper cambiare. Ma è anche un percorso spirituale, perché apre inevitabilmente alle grandi domande sul senso dell'esistenza. E infine a Illegio uno trova una compagnia di fede e di lavoro, perché non è soltanto l'incontro con le opere a lasciare il segno, è anche l'incontro con le guide, il personale volontario, la comunità stessa che si è fatta luogo di bellezza e di accoglienza, lavorando insieme, cercando di dare un futuro anche turistico, economico a una piccola località molto bella della nostra montagna friulana, e nello stesso tempo lanciando dei messaggi che aiutino la gente di oggi a pensare e a vivere. Ecco, facevi riferimento proprio al fatto che sono 30 capolavori che arrivano un po' da tutto il mondo. Non è facile organizzare un evento di questo tipo, soprattutto in un paese di montagna. Ecco, che organizzazione c'è alle spalle per una mostra di questo tipo? Una mostra di questa proporzione e anche di questa ambizione, cioè che desidera ottenere il prestito di opere d'arte di grande levatura dai più importanti musei d'Europa, comporta un'organizzazione molto articolata e molto tempo. Bisogna partire con più di un anno di anticipo nel intrattenere le relazioni con i possibili prestatori pubblici o privati, avendo una buona idea ben sviluppata in un progetto scientifico. Ci vogliono delle persone dedicate tutto l'anno a portare avanti questi rapporti e tutto quello che comportano. E poi c'è il gruppo delle guide da preparare e da formare, c'è il gruppo dei cassieri, dei volontari che devono tenere in ordine la struttura, di quelli che si occupano dell'accoglienza delle opere d'arte e degli inviati dei musei che arrivano qui, vogliono capire se non avessero per caso sbagliato strada dopo alcuni tornanti che li portano a una località inverosimile per essere meta di queste mostre, e poi vogliono capire dove sono arrivati. C'è una rete di persone che si rende disponibile e che ha sviluppato una bella competenza davvero importante. Un centinaio di persone lavorano a rendere possibile la mostra ogni anno. Davvero un lavoro molto importante, molto paziente, di tessitura, lungo non soltanto quest'anno, ma insomma lungo anni. Ecco, dicevamo prima, l'aspetto spirituale connota tutte le edizioni della mostra negli anni. Ecco, quest'anno il tema è cambiare. Che cosa ci lascia, soprattutto in questo 2021 che è segnato profondamente dal cambiamento? Cambiare è un tema di
pertinente attualità rispetto a questa situazione e di permanente attualità rispetto alla condizione umana in genere. È di pertinente attualità perché la dura vicenda della pandemia che ci stiamo cercando di lasciare alle spalle ci obbliga a cambiare da diversi punti di vista rispetto al nostro futuro. Ci saranno attività che dovranno essere completamente ripensate, imprese, aziende che devono riposizionarsi, progetti di vita e di famiglia. Ci sono persino persone che hanno pensato di cambiare il luogo dove vivere rispetto a quello che inizialmente avevano in mente. Nello stesso tempo cambiare è un tema di sempre, perché solo l'inerte, l'inanimato non cambia e rimane identico a se stesso. Saper cambiare è fondamentale, come è fondamentale chiarire nel corso della vita su che cosa invece non dobbiamo lasciarci cambiare in peggio dalle brutte storie che abbiamo vissuto o dalla superficialità che potrebbe a volte circondarci. Ci sono alcuni punti fermi nella vita sui quali ci è chiesta una grande fedeltà, una grande tenacia, e questa mostra aiuterà a capire in cosa cambiare e in cosa rimanere fedeli. Ecco, davvero un piccolo assaggio, ma di grandissima profondità di questo intreccio tra bellezza, spiritualità, e davvero si apre un percorso personale molto importante per ognuna. Don Alessio Geretti, grazie davvero per essere stato con noi e averci fatto da guida e per aver soprattutto preparato le guide che accoglieranno i tanti turisti che arriveranno per godere di questa mostra. Grazie a voi. Noi adesso facciamo una pausa pubblicitaria, lo sguardo dell'anima torna tra pochissimo. Eccoci di nuovo in trasmissione, siamo allo sguardo dell'anima, oggi da Illegio per parlarvi della Mostra Internazionale d'Arte che quest'anno ha per tema cambiare. Insieme a noi c'è il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, perché naturalmente questo è un evento che ha un forte impatto sul territorio. Buongiorno sindaco, buongiorno a voi e chi ci sta guardando. Ecco, le varie edizioni della mostra di Illegio sono un esempio di come la cultura può trainare l'economia di un territorio. Ecco, quali ricadute ha avuto la mostra negli anni nell'economia della Conca Tolmezzina? Beh, direi che c'è una ricaduta che è innegabile di quella che si può contare economicamente, perché se proviamo a pensare alle decine di migliaia di persone che vengono qui a immergersi nell'arte, poi inevitabilmente sono le persone che vanno a frequentare e entrano in contatto con la nostra economia, dai bar ai ristoranti ai produttori, ma dirò di più, molto spesso capita di comitive che poi fanno quello che devono fare a Tolmezzo. Tolmezzo è una porta d'accesso alla Carnia e quindi si inoltrano nelle vallate della Carnia per andare a conoscerla, per andare a apprezzare i prodotti, e quello è il bonus economico, ma c'è poi un valore inestimabile che magari non si calcola nel PIL, che è quello di una crescita culturale che è evidente a partire dai giovani, a partire da quel nucleo di coloro che con una germinazione, con un contagio positivo lavorano qui, magari lavorano o fanno anche i volontari, insomma, per la mostra, e che riescono a diffondere bellezza in tutto il territorio, quindi ricaduta economica ma anche di arte e di sensibilità. E anche di socialità davvero Certamente. molto importante. Ecco, il titolo della mostra, dicevamo prima, è Cambiare. La pandemia ci sta facendo sperimentare grandi e repentini cambiamenti in cui i singoli e le comunità rischiano di disorientarsi. Ecco, quali sono i punti di riferimento di una comunità per esserlo davvero? Beh, diciamo che una comunità può dirsi tale se riesce a condividere i momenti di gioia ma anche quelli di tristezza, quindi se riesce in qualche senso a uscire dall'io, a non essere prudente, a non vergognarsi, uscire da se stesso e condividerli. Quindi sicuramente il riuscire a mettere a fattor comune il bello e il brutto. Qui parliamo del bello, ma si parla del bello anche quando riesce a mettere a fattor comune il brutto. Pensiamo alle comunità dei nostri paesi, qui siamo a Illeggio, quando c'è ad esempio una persona che ci saluta, che se ne va, viene accolta a inizio paese con tutto un cerimoniale, e quello ti dimostra cosa significhi essere comunità. Per cui cambiare, ci sono delle cose che vanno cambiate e che
ce le stanno facendo cambiare, perché cambia davvero il paradigma del mondo, però dei punti fermi che questa mostra anche ci ricorda, il punto fermo dei valori fondamentali, della fede per chi la possiede, del valore stesso della vita, sono dei pilastri dell'essere comunità, e quindi possiamo cambiare se ci ricordiamo e li sentiamo dentro questi pilastri. Ecco, qui siamo a Tolmezzo, che fa parte della Carnia, un territorio che ha una propria identità e che dal punto di vista della comunità di montagna della Carnia unisce 28 comuni, e avete appena presentato un progetto che si chiama Carnia 2030. Guardate lontano, ecco, di che cosa si tratta? Sì, ci siamo resi conto che più ci sono comunità piccole con pochi abitanti, e più è necessario fare sistema per avere voce in capitolo nei confronti dell'Europa, nei confronti dello Stato. Si parla adesso di recovery plan, si parla della programmazione europea 2021-2027. Allora, quello che vogliamo fare come sindaci della Carnia, abbiamo cominciato questo processo che coinvolgerà tutti i portatori di interesse della Carnia in 15 tavoli che dovranno proporre idee e progetto. Poi cose molto concrete, perché se rimaniamo, poi intendiamoci, a livello teorico non produciamo nulla che possa essere utile. E queste 15 idee sulle quali poi firmare idealmente tutti quanti un'idea di progetto condivisa, quindi gli imprenditori, il terzo settore, i sindaci stessi, coi quali poter andare a dire, faccio un esempio, vogliamo creare un centro civico all'interno di una nostra comunità, fare in modo che in quel centro civico sia agevolata la possibilità di uno smart working per alcune giornate per delle mamme che possono seguire i bambini, dove possono esserci un centro anziani e anche magari un mini nido, dove insomma ci possono offrire servizi. Se dovesse essere questa qui un'idea condivisa da tutti, ha molto più forza che non proposta solo dal sindaco oppure solo dalle associazioni. Quindi questo è l'obiettivo molto ambizioso, ma che riteniamo sia necessario per lo sviluppo della nostra montagna. Un cambiamento molto importante, certo, che raccoglie veramente le esigenze di tutti. Grazie davvero, Sindaco, per essere stato con noi. Francesco Brolo ci ha ricordato che c'è anche un forte contributo da parte dei giovani. Allora ascoltiamo una delle giovani guide che prestano servizio qui alla mostra. Sentiamo Filippo Piron, intervistato dal nostro Giovanni Lesa. Filippo Piron, tu fai parte di un'equipe di giovani impegnati nell'organizzazione delle visite alla mostra. Quanti siete e come siete organizzati? Sì, faccio parte di questa grande e bella famiglia, la famiglia di Illegio. Quest'anno siamo in tanti ragazzi appassionati e legati dalla passione per l'arte e per la bellezza. Dopo un primo periodo chiamiamolo di studio, e quindi composto da questi incontri che la nostra guida, Don Alessio, guida artistica e spirituale, tiene, ecco che per la guida inizia un momento molto particolare, lo studio del tema. Il tema è sempre stato il cuore centrale delle mostre di Illegio, quel tema che per essere raccontato empaticamente al visitatore deve essere capito interiormente, sia nella testa, ma soprattutto deve essere capito nel cuore. Cosa spinge un giovane a mettersi al servizio del prossimo partendo dall'arte? Attraverso l'arte si vengono a conoscere diverse storie e soprattutto andiamo a conoscere i diversi protagonisti di queste storie, protagonisti che per la guida ma anche per lo spettatore diventano un esempio da seguire. Mettersi a servizio per il prossimo nel mondo frenetico in cui viviamo non è sempre semplice. Ecco che questi protagonisti e queste storie ci accompagnano e ci fanno sentire meno soli in questo cammino di bene. Permettiamoci una riflessione finale. Le mostre di Illegio partono dal presupposto che l'arte parli di bellezza. Di quale bellezza c'è bisogno oggi? Beh, l'arte è bellezza, questa è una premessa. E attenzione che non è bellezza solo esteriore, ma soprattutto l'arte è bellezza in ciò che racconta, nella sua spiritualità. I racconti che gli artisti ci propongono con le loro opere sono essi stessi bellezza. Penso che ora come ora sia necessaria più bellezza d'animo per far tornare in qualche modo il sorriso a chi in questo periodo particolare storico l'ha perso. E una parte di questo lavoro, quella più introversa, quella più nascosta, ha come protagonista proprio l'arte.
l'arte che parla a ognuno in maniera diversa, del tutto personale. Ecco che ci viene in aiuto nel eliminare quelle barriere, quegli ostacoli che in qualche modo l'uomo nella sua vita crea. Eccoci di nuovo in trasmissione, Don Daniele, in questa meravigliosa sala con questa scultura dell'Allegretti, è veramente un contesto molto, molto particolare. Io ti ho lasciato fare la trasmissione perché nel frattempo sono andato a contemplare tutte le opere d'arte, scusate se è poco. Ma adesso farò un bel tour anche io. Ecco, Don Daniele, qui a Ileggio la mostra si intitola, l'abbiamo ormai detto già diverse volte, Cambiare, ma non dimentichiamo anche che oggi la Chiesa celebra la Pentecoste. In che modo possiamo permettere allo Spirito Santo di cambiarci, di lasciarci cambiare? Beh, sappiamo che una delle pagine bibliche ci dice proprio che lo Spirito soffia dove vuole, allora credo che la nostra vita possa cambiare soltanto nel momento in cui davvero ci lasciamo ispirare e facciamo sì che la nostra vita possa essere interiormente pervasa e animata dalla presenza dello Spirito Santo, che è colui che Gesù ci ha lasciato proprio da risorto, ha lasciato la sua Chiesa, e questo lo vediamo regolarmente nel tempo della storia della Chiesa, perché sempre la presenza dello Spirito ci aiuta ad intuire quali sono le realtà della storia, del mondo, per poi poter cambiare anche qualcosa che ha a che fare proprio con la storia del mondo stessa. E allora credo che questo giorno di Pentecoste, tra l'altro vivremo anche la celebrazione dell'Eucaristia con l'Arcivescovo, anche con le cresime, proprio in questo giorno di Pentecoste, penso possa essere una bella testimonianza del dire che ci sono tante persone che grazie allo Spirito Santo davvero possono trasformare la loro vita. E speriamo anche che questo piccolo viaggio che abbiamo fatto fare ai nostri telespettatori e telespettatrici susciti, no, questa apertura al cambiamento, proprio grazie alle immagini, alle riflessioni, alle belle parole che abbiamo ascoltato oggi, grazie ai nostri ospiti, naturalmente grazie anche a te. Beh, in una delle stanze dove ha intervistato, credo, Don Alessio, c'era proprio intitolata, era la stanza del discernere il bene. Ecco, credo che poi tra l'altro lo Spirito Santo aiuti proprio a fare questo, e forse di questo abbiamo bisogno in questo tempo nuovo che ci attende, che è quello dell'estate, ma anche dei prossimi mesi, per poter intravedere strade nuove, opportunità nuove, cambiamenti anche, e diciamo anche il desiderio di ricominciare, un pochino com'è proprio qui a Ileggio, visto che davvero tante persone si sono messe a disposizione per poter generare novità in questa terra di montagna friulana. Generare una parola davvero molto bella, un verbo molto bello, e speriamo davvero che sia la parola che contrassegnerà questa estate che è alle porte, anche se a dir la verità dal meteo ancora non sembra, e speriamo che questa bellissima mostra, che sarà visitata da migliaia di persone da tutto il nord-est, possa davvero accompagnarci con la sua bellezza in questo cambiamento, in questo discernimento che sia molto generativo. E noi adesso non possiamo che lasciare la linea alla Santa Messa e quindi salutare e augurare una buona domenica ai nostri telespettatori. Buona domenica a tutti. Buona domenica.